Amici sportivi e appassionati di hockey su pista, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano. Domenica 4 febbraio, sesta giornata del campionato nazionale femminile, di fronte Roller Hockey Scandiano contro Hockey Valdagno. Una partita molto interessante. Ricordiamo che in questa sesta giornata riposerà Matera, capo classifica, mentre si stanno scontrando in questo momento, veramente la partita sta finendo, Versilia Hockey Forte contro Rotelizzi Scandianese, risultato che a 3 minuti dalla termine vede il padrone di casa del Forte in vantaggio sulla squadra scandianese per 3-1, e quindi seguiamo anche il finale di questa partita. Intanto veniamo a parlare di questa dicendovi le formazioni che il nostro speaker mouse sta già dicendo. Roller Hockey Scandiano con la numero 1 Alice Bartalini, con la 2 Alissa De Stefano, con la 5 Rebecca De Pietri, che è anche capitano, il 6 Camilla Pagliari, con il 7 Ilaria Malagoli, con l'8 Alessia Villa, con il 9 Teresa Messora, con la 4 Chiara Daccò, con la 10 la portiera Giorgia Teli, allenatore Adriano Vaccari. Hockey Valdagno che si presenta qui a Scandiano con il numero 99 Teresa Parlato, che è anche il capitano, il 4 Sofia Bertinato, con il 15 Eva Cailotto, con il 6 Marta Cerato, con il 7 Chiara Cestonaro, con l'8 Laura Rubega, con la 9 Iole Floriani, con la 24 Ludovica Rossetto, col 77 Anna Orsato e con la 65 la portiere Stella Rossato. L'allenatore è Davide Benetti, l'arbitro arbitrerà l'incontro signor Matteo Fermi di Piacenza. Squadra scandianese, maglia rosso-blu, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, mentre squadra di Valdagno, salutiamo i tifosi che stanno seguendo questa partita dal canale Fisher YouTube, maglia azzurra, calzoncini blu. Salutato con piacere l'amico Davide Benetti, prima mio ex compagno di squadra, e quest'anno ha la prima esperienza da allenatore con queste ragazze molto promettenti. Ricordiamo che tante fanno parte della nazionale senior, ma anche ho avuto anche il piacere di commentare a Correggio il campionato europeo Under 17 femminile, la prima edizione in cui l'Italia è arrivata terza, un bronzo per l'Italia, e tante l'ossatura principale della formazione italiana era costituito proprio dalle giocatrici di Valdagno, orfane quest'anno di Elena Tamiozzo, emigrata a Benfica. Scandiano è già schierato, diamo un'occhiata subito al quintetto. In porta va Giorgia Teli, e le esterne vediamo Alissa De Stefano, Alessia Villa, Teresa Messora e Ilaria Malagoli, ancora in fase di carica la squadra valdagnese. Invece l'andata finì 12-2, ma ricordiamo un primo tempo giocato praticamente alla pari dalla formazione rosso-blu, che quando ha finito la benzina è andato ovviamente sotto, e Valdagno ha dilagato, anche perché Valdagno ha una panchina praticamente, non esiste panchina, sono tutti titolari, sono tutte molto forti, molto veloci, vantano anche di una condizione fisica invidiabile, sono tutte molto giovani, molto amiche, stanno crescendo, orfane appunto della Tamiozzo, dove faceva la gran parte del lavoro, lo faceva lei, diciamo, la squadra giocava per Elena, e quest'anno si trovano a dover crescere un pochino da soli. Lo sta facendo bene Davide Benetti. Diamo un occhio anche alla classifica, vede Matera punteggio pieno 12 punti, Valdagno 7, Rotelistica Scandianese 6, Roller Hockey Scandiano 3 e Versilia Hockey Forte 1 per il momento, perché diciamo sta finendo l'altra partita, eviteremo informati anche del finale. Intanto inizia questa di partita. Diamo un occhio anche al quintetto del Valdagno. In porta va Teresa Parlato, le esterne sono, intanto seguiamo un attimo Bertinato che però non tira, esterne appunto abbiamo detto Bertinato, Sofia Bertinato, Laura Rubega, Ludovica Rossetto e Anna Orsato. Tiro in porta, il primo scoccato da Anna Orsato e respinto dalla compagna di nazionale Giorgia Teli. Va subito Scandiano con la Messora che guadagna campo, cerca una conclusione angolata ma debole. Ilaria Malagoli lì recupera palla, riesce a farla pervenire Alissa De Stefano. Vaccari ha subito qualcosa da dire alle sue giocatrici. La Messora ancora in possesso di pallina, prima vittoria storica nella giornata scorsa del Roller Hockey Scandiano contro il Versilia Hockey Forte per 2-1, prima vittoria storica perché queste due squadre, per questa squadra che gioca da 2 anni insieme, non aveva mai vinto, e quindi risultato storico lo scorso. Vediamo se si riusciranno a strappare qualcosa anche in questa difficile partita. Intanto subito contropiede Anna Orsato che trova dall'altra parte la Rubega, che di mancino
riesce a concludere ma non a impensierire Giorgia Telli. Attenzione ancora alla Rubega che ha qualche problema di controllo, Valdagno è sempre lì comunque, ora spreca questa opportunità e Alessia Villa cerca di uscire da questa situazione, Messora la fa proseguire e riesce a trovare Ilaria Malagoli che ha Ludovica Rossetto, un cliente sicuramente non facile, che cerca di prendere palla, la recupera in questo rimpallo la Messora, cerca di superare Anna Orsato, capitana della nazionale Under 17. Anna Orsato sta sempre su di lei, marcatura arcigna, spietata, lasciano un metro, la Rubega conquista una bella palla con un gancio, va via, attenzione davanti a porta, colpisce il palo Laura Rubega, che abbiamo visto quota 9 gol anche nel campionato del girone veneto della Serie B, quindi ottimo cecchino anche con i maschi. Ora Ilaria Malagoli cade a terra, secondo me è caduta da sola, senza smita, sorride, concede il fallo di squadra, però Teo Fermi e ferma il gioco perché ha bisogno di assistenza Giorgia Telli. Ha segnato comunque il fallo di squadra ai danni del Valdagno. Matera 12 punti, ricordiamo, ha vinto tutte le partite, sarà difficile spodestarla dal trono, praticamente impossibile. Tanto è finita 3-1, Versilia Hockey Forte contro Rotellistica Scandianese, quindi il Versilia Hockey Forte va a 4 punti, Rotellistica Scandianese rimane a 6, l'Alva Alrez che si sblocca, questa campionessa che gioca nel Forte dei Marmi, ha 7 reti, ha segnato la Iacanto per la Rotellistica Scandianese, si porta a quota 5 di una classifica marcatori che vede l'attaccardi del Roller Decon Matera 10 reti, seguita proprio dall'Alvarez che questa giornata ha fatto triplette, va a 7, la Polla a 6, Cerato, Anna Orsato, Berti e Berta Tarrida a 4 e Teresa Messora, prima scandianese, a quota 3 reti. Marcatura asfissiante della Rossetto su De Stefano, la chiamo un po' a sfidarla in questo mismatch, poi va la De Stefano da sola, qualche problema a liberarsi della palla, tanto trascorrono i secondi, sempre 0-0 il punteggio, va la De Stefano, cerca il blocco della Malagoli, poi cercava dall'altra parte il taglio alla Messora che non è avvenuto, attenzione contropiede, la Rubega ancora davanti a porta e super parata di Giorgia Telli che si distende, attenzione ancora Orsato che tira fuori da buona posizione. Ha iniziato forte, un gran ritmo la squadra valdagnese dell'amico Davide Benetti, poi dalla Messora dall'altra parte, contrastata, raddoppiata dalle giocatrici in maglia azzurra, va la Rossetto da solo, un alza e schiaccia, finisce fuori e De Stefano va a prendere pallina, qualche difficoltà a tenere il ritmo per Scandiano, vediamo se riesce a tenere questa palla, ci riesce Teresa Messora che con il fisico cerca di superare, qua assegna fallo di squadra, non sono tanto d'accordo neanche su questo, poi parte la veloce, subito Valdagno vuole chiudere subito la partita, questa pratica, Valdagno che ha lasciato a terra punti pesanti con un pareggio contro il Versilia Hockey Forte, forse pareggio inaspettato da questa compagine sulla carta un po' più forte. Rotellistica Scandianese 6, fallo, questo fallo, sì, agganciata, Stefano aggancia da numero 4 Sofia Bertinato, qualcosa in più ci si aspettava da questo campionato per il momento, almeno dalla Rotellistica Scandianese, fuori subito dalla Champions nei preliminari, e anche in campionato sta facendo fatica, ha perso senza troppe attenuanti a Valdagno, ha perso oggi in una partita in cui cercava punti, la formazione di Mister Barbieri, terzo fallo intanto della squadra rosso-blu, squadra compiuta da Alessia Villa, qualcosa da dire Villa a Fermi, poi il tiro dalla distanza di Orsato, ci arriva Giorgia Telli senza problemi, Alessia Villa ancora cerca di far ripartire la Messora che riesce a liberarsi, poi arriva prima Anna Orsato e sparacchia via questa pallina, dicevamo della Rotellistica Scandianese che sta facendo un po' fatica in questo campionato e con la sconfitta oggi a Forte dei Marmi poteva sicuramente fare qualcosa in più. Va in avanti intanto
Valdagno, un 3 contro 2, poi De Stefano in qualche modo riesce a recuperare palline, un 3 contro 2 ora per le rossoblu, va Messora un po' ferma qui la Teresa, non riesce a scaricare bene palla, Orsato, attenzione col gancio, riesce a tirare, attenta Giorgia Telli sul suo palo, De Stefano, questo poteva essere fallo. De Stefano vede la Messora che con un gancio cerca di superare la Rubega ma non riesce, palla gli finisce un po' troppo lontana, riprende a fare possesso Rossetto che sempre un bello stile Malagoli, poi va in area, converge, ancora la palla è lì, non riesce a concludere, difesa scandianese che si salva ma ancora possesso per le giocatrici di Davide Benetti, cerca di convergere ancora Sofia Bertinato, nulla da fare, va in contropiede Scandiano, De Stefano, attenzione alla Villa, può inserirsi ancora De Stefano, tiro di De Stefano e ancora la Villa, poi doppio intervento di Teresa Parlato, prima grossa occasione per il roller hockey Scandiano che si fa sentire 2 volte consecutive perché sul tap-in è stata forse più brava sul tap-in, sul secondo tentativo Teresa Parlato, molto bravo, poi converge, ora la Rubega cerca l'angolo più lontano, ci arriva Giorgia Teli, attenzione a queste convergenze dall'esterno, ci provano sempre Sofia Bertinato e la Rubega, almeno in queste occasioni. Malagoli cerca di liberarsi dalla palla, non trova la Messora, poi la neo entrata Cerato trova subito pronta Bertinato, però forse troppo sotto il portiere, altra occasione per l'Hockey Valdagno, nulla di fatto ancora quando sono trascorsi 5 minuti e 36 secondi dall'inizio della partita, sempre 0-0, 3 i falli di squadra per Scandiano, 1 per Valdagno, Cerato per Rubega, va la Villa su di lei, si fa sentire difensivamente abbastanza forte, non le permette di andare in area, quindi si gioca fuori per la Bertinato, va dentro, mette una bella palla sul taglio della Rossetta, nulla da fare per Valdagno, Malagoli, serve Villa che ha un po' di spazio, può anche effettuare un tiro, lo effettua e ci arriva di casco, era coperta qua. Teresa Parlato, buona iniziativa della Villa che non poteva fare altro che questo tentativo e quasi quasi gli riusciva. Intanto esce la Rubega ed entra con la numero 7 Chiara Cestonaro, Malagoli cerca e trova Messora, molto controllata Teresa Messora che ha una buona idea sulla De Stefano ma ci arriva Ludovico Rossetto e riparte per Valdagno, sempre Ludovico Rossetto, mette una palla in mezzo, preda del guantone di Giorgia Telli che dice di no, poi Malagoli si fa soffiare palla dalla Bertinato, nulla di fatto, quindi la Villa riparte, sarà un problema tenere questo ritmo per Scandiano perché a meno cambio. Intanto grande iniziativa della Messora controllata da Cerato, va in contropiede Cestonaro, attenzione Cestonaro, cerca l'angolo più lontano, trova il guanto di Giorgia Telli che avrà il suo bel da fare oggi, poi la Rossetto, attenzione, Bertinato, attenzione, avevo vista quasi dentro questa azione di Sofia Bertinato, anch'io l'ho vista dentro come i tifosi di Valdagno corsi qui a seguire la propria squadra, poi ancora la Cestonaro, poi bel numero di Bertinato, doppia conclusione, poi distinto, para ancora Giorgia Telli con un autentico miracolo, distinto, soprattutto il secondo tentativo, poi qualche problema per la De Stefano a liberarsi della palla, trova la Messora, marcature veramente asfissianti dei ragazzi di Benetti, poi la Messora va dietro porta, cerca di tirare un po' il fiato, Scandiano, De Stefano per Alessia Villa, poi sulla sponda per Malagoli, controllata da Cestonaro, poi dietro per nessuno perché non c'è, poi Scandiano dovrà far trascorrere questi 5 secondi senza subire danni, così è, quindi si riparte, time out provvidenziale per Scandiano, vediamo che esce Ilaria Malagoli, entra Chiara Daccò, è entrato anche intanto, è uscito Bertinato, è rientrata Anna Orsato, nei primi minuti che ha visto Valdagno pressare proprio in maniera asfissiante le giocatrici di Adriano Vaccari, tante occasioni per Valdagno, 3 occasioni abbastanza nette per Scandiano che è andato vicino al gol in una doppia ribattuta, poi un'altra iniziativa di Alessia Viglia presa di casco proprio all'ultimo da Teresa Parlato, quindi una partita non possiamo dire equilibrata perché comunque Valdagno ha fatto vedere qualcosa in più, ma lo 0-0 ovviamente è un risultato giusto.
17:07 il termine di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Roller Rocca Scandiano e Hockey Valdagno. Questa partita valevole per la sesta giornata. Ricordiamo l'altra partita, il risultato: Versilia Hockey Forte ha battuto Rotelizia Scandianese 3-1 grazie a una tripletta di Luan Alvarez. Nulla è valso la rete di Iacanto per Rotelizia Scandianese, che rimane a 6 punti. Il Forte dei Marmi va a 4 punti e supera proprio il Roller Hockey Scandiano a 3 punti, proprio frutto della vittoria contro le giocatrici del Forte dei Marmi. Villa sfrutta il blocco della Dacco, considerato falloso da Fermi, data col corpo in ostruzione. La neoentrata Chiara Dacco con il numero 4 cerca di andare sul fondo, intanto lui vede che Rossetto va dietro porta, difesa scandianese piazzata, quindi palla fuori, controllata male dalla Cerato, tiene comunque il possesso Anna Orsato, che è sempre un buon tiro da fuori, attenzione che lo può effettuare in qualsiasi momento, ci ha pensato anche stavolta, ha scaricato per la Cerato che trova un varco centrale, attenzione la Cerato che va a colpire del palo esterno, controllato comunque situazione da Giorgia Teli, poi va in contropiede con il tiro, poi sulla ribattuta Messora sul parlato, niente da fare, sulla prima conclusione di Alicia De Stefano, poi Cerato, attenzione, no scusate, a Orsato, chiedevo un fallo per questa palla, attenzione, palla buttata da Scandiano, grossa occasione per la Cerato che ha trovato Giorgia Teli pronta per la palla persa qua dalle giocatrici in maglia rosso-blu. Poi attenzione, De Stefano è sola, viene vista da Messora, è stata dimenticata De Stefano, nulla di fatto, attenzione l'occasione per la squadra rosso-blu, disattenzione da una parte all'altra, adesso un po' di confusione, un po' stanche le squadre, un contropiede 2 contro 1, attenzione Messora, attenzione, tiro della Messora deviato da Anna Orsato, conclusione finisce fuori, giocatrici stanche perché comunque hanno impresso un ritmo infernale fino a questo momento. Dopo neanche 10 minuti di partita, 9:45 per l'esattezza, sempre 0-0 il punteggio, 4 falli di squadra per Scandiano, 1 per Valdagno, possesso ancora rosso-blu. De Stefano aspetta la corrente, Dacco che tarda un po' ad arrivare, poi stanno passando i secondi, vediamo se sparacchia avanti, così è, riesce a fare passare la metà campo, ma la palla è presa di Cerato che va in avanti, Orsato dà indicazione mister Benetti alle sue ragazze, Orsato viene portata fuori bene da Messora che ne ha schivato il pericolo in questa situazione, poi recupera addirittura palla Teresa, poi cerca di andare in contropiede col fisico, qua secondo fallo di squadra compiuto da Orsato. Tanto sta per rientrare Iole Floriani, anche lei facente parte del gruppo di Massimo Giudice che ha conquistato il 3° posto nella prima edizione del campionato nazionale europeo femminile, campionato europeo femminile under 17, cerca Dacco il taglio di Messora, se ne accorge Cerato, trova Orsato, davanti a sé Villa che non molla la porta esterna, quindi gioca per Cestonaro che ha spazio, ma Dacco è brava difensivamente in questo caso, impedendo all'avversario di entrare. Poi tiro del Rossetto ribattuto ancora dalla stecca di Dacco, qua poteva esserci fallo, anche è stato fischiato solo possesso per le giocatrici in maglia rosso-blu, fallo di squadra perché appunto non ha rispettato la distanza Rossetto, quindi terzo fallo di squadra per Valdagno, 4 ne ha Scandiano. Pronto a entrare in pista Iole Floriani con il numero 9, ampio turnover per giocatrici di Davide Benetti, entra adesso al posto di Orsato Iole Floriani. Diamo un'occhiata alle reti realizzate un po' dalle due squadre, vediamo per Roller Hockey Scandiano 2 reti di Alicia De Stefano, 1 rete di Rebecca De Pietri, 3 di Teresa Messora, hanno praticamente segnato tutte giocatrici in maglia azzurra. Diamo un occhio, 2 reti per Bertinato, 4 per Cerato, 1 per Iole Floriani, 1 per Cestonaro, attenzione ora Dacco, tiro di Dacco, respinge col guantone, poi brava da Dacco però
a cercare una compagna che non trova. Alessia Villa brava col fisico a farsi valere, poi un impallo favorisce la Cerato, che però non se la sente di tirare. Dicevamo 2 reti per Bertinato, 4 per Cerato, 1 per Floriani e Cestonaro, 2 reti per Elisabetta Lorenzato, oggi assente, 4 per Orsato, 3 per Rossetto e 1 per Rubega. La squadra dove praticamente segnano tutti, poiché il livello è un pochino uguale, non esistono titolari o riserve, lo abbiamo visto. Intanto buone iniziative di Olle Floriani, che va a fare un po' il terminale offensivo di questa squadra, molto alta giocatrice, che può anche tenere sulla squadra. Attenzione, ora il gol realizzato dal numero 6 Marta Cerato, prima rete a 11:59 giocati, passa in vantaggio il Valdagno con Marta Cerato. Hanno funzionato i blocchi qua delle compagne, che hanno portato la difesa da una parte e hanno lasciato libero il corridoio per Marta Cerato, che ha trovato praticamente un'autostrada e ha trafitto l'incolpevole Giorgia Teli per l'1-0 dell'Hockey Valdagno sul roller hockey scandiano. Villa ruba una bella palla, poi qua commette fallo, quinto fallo di squadra. Questo scontro con gli Olle Floriani. Va ora Cestonaro, cerca di guadagnare spazio, guadagna il terreno, brava qua Messora a metterci la stecca, tirare fuori. Poi Floriani riesce a recuperare palla dopo questo rimpallo, prova ad andare in avanti. Ora Sofia Bertinato, di gran carriera, cerca di convergere come fa di solito e va anche alla conclusione, trova Daccò. Poi attenzione ora all'ingresso in area ancora di Cerato, poi il contropiede della Daccò per De Stefano, salta la pallina, non riesce a controllarla, quindi nulla di fatto per l'Hockey Scandiano. Poi va in avanti ora Bertinato, va dietro porta, sempre ritmo altissimo imposto dal Valdagno. Palla rimane di tocco con la palla a terra, non si può, quindi possesso ritorna per le giocatrici maglia rosso-blu, che cominciano a causare un po' la stanchezza. Infatti in questo caso qua Villa butta via la palla e Stefano non l'ha seguita, stanca Alissa nel momento, proprio a causa del ritmo imposto. Dopo che veste un blocco col fallo di Olle Floriani, non ravvisata da Fermi. Pronta intanto la capitano Rebecca De Pietri. Cerato prova ad andare in azione personale, non riesce a recuperare, qualche difficoltà per De Stefano, che è un po' stanca, probabilmente uscirà lei. Messora a lottare con la Floriani, poi Messora va in area, attenzione a Messora, trova, pronta Teresa Parlato, si è costruita da sola questa azione, un carro armato Teresa Messora, è andata in area, applaudita dal pubblico, applausi anche per Teresa Parlato, si è fatta tornare pronta. Intanto è time out, entra la De Pietri, ci abbiamo preso, è uscita Alissa De Stefano. Complimenti per i pattini di Rebecca De Pietri, molto belli, ci vogliono gli occhiali da sole per vederli, ma sono molto belli. Tanto time out, 1-0 per l'Hockey Valdagno sul roller hockey scandiano, grazie alla rete realizzata dopo 12 minuti da Marta Cerato. (11:19) ancora da giocare in questo primo tempo. Valdagno in vantaggio qui al Palla Regnani di Scandiano contro il roller hockey scandiano per 1-0 grazie alla rete realizzata da Marta Cerato. Va subito Laura Rubeghe, appena rientrata in pista, veramente velocissima, tiro conclusione, ci mette la stecca Chiara Dacoer, devia questa situazione un po' pericolosa. Daniel continua a giocare, continua a tenere un ritmo molto alto, viene trovata, attenzione al gol di Orsato, questo assist di Floriani, qua in preparata la difesa del roller hockey scandiano, ha realizzato Anna Orsato, quindi 2-0
dopo nemmeno un minuto in cui era, anzi dopo un minuto e mezzo in cui era pervenuto al vantaggio, 2 reti, quindi quinto gol per la Orsato, come per la Cerato, 5 reti per tutte e due. Floriani recupera palla, intanto cerca di andare in proprio, il tiro riesce un po' male, palla finisce dietro porta, Bertinato la recupera, attenzione che ha spazio, non lasciare spazio a Bertinato che converge sempre, nulla di fatto, Guadagno che sta premendo per chiudere la partita già in questo primo tempo, mancano 10:53, ha messo una bella ipoteca con queste conclusioni. Scandiano ne ha avute di grosse, di occasioni un po' meno rispetto, numericamente rispetto alle giocatrici. Attenzione, ora palla finisce a Messora che la recupera e cerca di andare in proprio, andare verso la conclusione, non riesce perché le maglie si erano già chiuse, la maglia della difesa del Valdagno, quindi riparte subito dall'altra parte Rubega contro Chiara D'Acco, poi il rimpallo preda di Iole Floriani, Orsato, autrice del secondo gol per Valdagno. Messora sta con lei, non la fa passare, Rubega dietro porta, attende un taglio, un blocco di qualcuno, ci prova da Floriani a muoversi un po' con la Orsato che viene trovata, e attenzione al rimpallo di Floriani che si mangia un gol quasi fatto dopo questo taglio non seguito dalle giocatrici maglie rosso-blu. È stata pericolosa l'Orsato, poi la Floriani 2 volte, nulla di fatto, ancora Valdagno però in possesso di palla, Bertinato cerca la conclusione, finisce fuori, poi D'Acco riesce a fare pervenire la palla De Pietri che cerca di andare in avanti, trova la Villa che arresta ma non se la sente di tirare, poi l'indietro ancora per la D'Acco, ancora lei, poi sceglie la pallina, si lotta alla balaustra, mette i pattini sulla pallina contro la balaustra, quindi nulla di fatto, possesso ancora valdagnese, poi fallo di squadra della Rubega, quarto fallo di squadra. Benetti ha qualcosa da dire alle sue, fa stare alta in difesa, vediamo marcatura a uomo, donna, se vogliamo proprio essere precisi. Si difesa molto alta, vediamo, non lasciano un centimetro. Intanto l'arbitro cambia la punizione, non abbiamo visto onestamente perché. Quindi la palla torna in possesso delle giocatrici di Davide Benetti, nulla di fatto. Villa recupera palla e prima di girarsi, più che altro ha Bertinato davanti a lei, scarica su D'Acco che perde palla perché attenzione, la recupera ora palline, poi si allunga un attimino, poi riesce a recuperarla. Messora va verso il centro, il numero di Messora, attenzione, qua potrebbe essere applicato un fallo, stecca su stecca, nulla di fatto, poi recupera ancora Messora, non riesce a dare la palla dentro, va ancora a contendere questo possesso, poi Fermi rimane un po' fermo, non abbiamo capito a chi ha dato la palla, sarà per Scandiano, sì, abbiamo visto che è uscita ma non abbiamo visto di chi è stato l'ultimo tocco. 9 minuti e 10 secondi al termine di questo primo tempo, 2-0 per Valdagno su Scandiano, grazie alle reti realizzate da Orsato e Cerato. Poi qua non tiene la gamba per proteggere De Pietri, quindi la ruba Orsato, scarica su Bertinato, poi è controllata, Bertinato brava qua, D'Acco sta giocando una buona partita difensiva, sta proteggendo le incursioni venete e sta giocando bene a mio avviso Chiara D'Acco. Questo esordio non l'avevo ancora vista dal vivo in queste occasioni, quindi ero un po' curioso anch'io di come si sarebbe presentato. Ora perde palla però per Rossetto che entra subito dalla panchina per tirare, trova proprio i pattini di Chiara D'Acco a respingere, ancora fuori, parata qua ancora di Giorgia Teli, poi brutta persa di Floriani, va proprio D'Acco, poi è ribattuta, cerca di angolare il tiro Rebecca De Pietri, ci arriva sul suo palo, raso terra Teresa Parlato che carica le sue compagne, va in avanti da Rubega, cerca di piazzare un tiro, trova le gambe di Messora che ha qualche problema a uscire, ci riesce col fisico, con il pattinaggio, con la corsa,
trova la lontana De Pietri, però brava qua Orsato di velocità, andarla a prendere. Ora un po' scoperta Scandiano, attenzione sempre da Cocker, dando un grosso aiuto a Giorgia Teli nella posizione giusta sempre nei tiri avversari. L'abbiamo vista sia con la stecca che col corpo, e il linguaggio del corpo è molto importante, forse un po' stanca Chiara in questo momento. Attenzione ora che converge la Rossetto, nulla di fatto, poi questa palla contesa si finirà col possesso sempre per le giocatrici maglia azzurra del Valdagno. Rossetto, 7 minuti e 30 secondi al termine di questo primo tempo, sempre 2-0 del Valdagno su Scandiano. Rossetto all'indietro per Floriani, può andare al tiro Floriani, lo effettua, ci arriva una coperta Giorgia Teli, forse voleva la spizzata della Rubega, ma la palla è arrivata a Giorgia Teli. Attenzione a questo passaggio di Villa che fa andare la Messora, fallo questo, lascia proseguire l'arbitro. Qua poteva segnarne uno di squadra perché era stata palesemente spostata, nulla di fatto. Quindi Orsato, 7 minuti, supera la De Pietri, Orsato sempre va dietro porta, non si fida a passare alla Rossetto, preferisce la Rubega che gliela restituisce sempre dietro porta, cerca di... Tanto riparte il conteggio per l'attacco, Floriani dalla distanza carica il tiro, ci mette un po', poi attenzione alla ribattuta dove Rossetto riesce a concludere sul primo palo, attenta sempre Giorgia Teli, poi la Messora, attenzione, può partire, non riesce perché è fermata dalla Floriani, quindi adesso c'è il fallo, il quinto fallo di squadra, parità tra i falli di squadra, 6-27 dal termine del primo tempo, 5-5 i falli, ma il punteggio è Valdagno 2, Scandiano 0, rete, ricordiamo, di Cerato e Orsato, mentre è rientrata intanto Alissa De Stefano in possesso di pallina. Sempre marcatura stretta, asfissiante. D'accordo, scadono intanto 5 secondi di trovare un modo la squadra del Roller Hockey Scandiano per uscire dalla propria area da metacampo. Dopo abbiamo visto che comunque le azioni riesce a crearle, ma deve superare questo primo step. Viene catechizzata Rebecca De Pietri fuori dall'allenatore Adriano Vaccari, intanto va in 1 contro 1 Messora contro Floriani, brava qua Floriani ad aspettarla e a recuperare questa pallina. Ora un 3 contro 3, attenzione al tiro di Rubega deviato da De Stefano, cerca di andare in contropiede, ci arriva la De Stefano prima della sua avversaria, poi in qualche modo portano avanti un 3 contro 2 Scandiano che ha spazio con Villa, attenzione palla dentro, un po' indietro per Messora, comunque era già rientrata un po' tutta la difesa valdagnese. Poi la Rubega, attenzione che ha spazio, il tiro ancora De Stefano a dire di no, all'indietro all'Orsato, finta di tiro, converge verso il centro, riesce a trovare spazio, va in contropiede, può andare Scandiano con la De Stefano in 1 contro 1 sempre con la Floriani. De Stefano, brava ancora la Floriani che prende la palla, doppio intervento difensivo molto buono per la numero 9 valdagnese. Poi il tiro di Anna Orsato, respinta dalla Teli che manda in contropiede la De Stefano, ancora la De Stefano, tiro palo interno, la palla esce, non è gol, no, la palla purtroppo è uscita, una azione quasi fotocopia del gol che ha realizzato la De Stefano contro il Forte dei Marmi. Conclusione più o meno simile, è stata brava qua a eludere l'intervento della diretta avversaria, a concludere, ha trovato il palo interno, la palla danzata sulla linea ma non è entrata, la Rubega cerca la palla più lontano, ci arriva Giorgia Teli col guantone, 2 contro 2, squadre stanche. De Stefano per Dacco, cercano di andare avanti, doveva fischiare prima, fermi, troppo permissivo, questo è un fallo evidente, più di altri che ne ha fischiati, era davanti a lui. Poi nulla di fatto, 4 minuti al termine, scade, intanto c'è un time out chiesto da Benetti sul punteggio di 2-0 a favore del Valdagno su Scandiano.
gliel'ha spiegata bella chiara Adriano Vaccari all'arbitro Matteo Fermi, che quello era fallo di squadra. Matteo Fermi poteva dare anche un warning perché gli ha detto in maniera molto energica, però insomma Adriano Vaccari ha ragione, stiamo parlando di un fallo di squadra, non di una azione decisiva, però insomma ci poteva stare. 4-0-3 al termine intanto di questo primo tempo. Viole Floriani in possesso di pallina, va in avanti per la Cerato che sbaglia pallina, manda in contropiede Alicia De Stefano che cerca con un gancio di tirare, poi si porta fuori, ancora tiro davanti a porta. Messora cerca questa palla alta come un avvoltoio di prendere, non riesce a colpirla bene. È uscita bene Scandiano da questo time out, grossa occasione ancora per accorciare le distanze, dimezzarle. Poi brava qua Messora a dare la palla indietro, poi Giorgia Telli non trova Villa che cerca di disturbare questo possesso senza successo, e quindi include Floriani da ultimo uomo, gioca da ultimo uomo la giocatrice maglia numero 9 Cerato per Rossetto. 3:20 ancora da giocare in questo primo tempo. Cestonaro ancora per Rossetto che tiene la palla contro la balaustra, quindi la palla è scandianese sicuramente. Sempre marcatura uomo altissima delle giocatrici di Valdagno. Cerca di uscire Messore, il problema è stato sempre uscire, lo vediamo, infatti Rossetto ancora va in contropiede, attenzione, tiro, brava ancora Chiara D'Acco a metterci il corpo per proteggere la sua porta, ancora una volta, ottimo intervento difensivo, ancora 1 contro 1, si rinnova ancora la sfida, cerca la conclusione potente, imprecisa qua De Stefano, forse ha fatto bene a tirare perché il Floriani si è dimostrata ottimo difensore, un paio di occasioni prima, gli 1 contro 1 lasciati dalla squadra di Benetti che lascia le ripartenze, lasciando quando attaccano in tre ovviamente ne lasciano una sola, ne lasciano una forte perché Floriani sta difendendo molto bene, però insomma, qualche occasione a Scandiano viene concessa. Villa per Messora, c'è che mette la palla in mezzo, non c'era nessuno, stanca anche Teresa. 2:10 ancora da giocare in questo primo tempo. La Rossetto scarica per Cerato, ancora Rossetto, Floriani cerca di cogliere Iori Floriani che è andata molto bene in questa partita dalla panchina, però è entrata in maniera molto propositiva. Cestonaro intanto un po' di spazio, questo era fallo di squadra anche questo, stecche su stecche non le fischia, fermi. Dalla lunga distanza cerca forse una compagna, Floriani trova la Messora che va in avanti, attenzione Messora davanti a porta per De Stefano, gli rimane la pallina dietro, non riesce a concludere, altro contropiede, 1 contro 2 stavolta, va da sola, Cerato, ottimo intervento col casco di Giorgia Teli che dice di no, questa è una grossissima occasione. A 1:28 dal termine questo primo tempo. Cerato all'indietro per Ludovica Rossetto, 1:20 da giocare. Cerato ancora trovata, cerca secondo Paolo più lontano, non lo trova, va in contropiede la Messora, attenzione 2 contro 1, abbiamo detto che lasciano spazio, troppo tempo ci mette Teresa Messora, forse stanca, qua poteva fare sicuramente di più. Attenzione ora Bertinato dall'altra parte, cerca l'angolo basso più lontano, imprecisa ancora, brava la Villa a mandare ancora l'ennesimo contropiede Messora, che è sola Messora, ancora Messora, la Villa in collaborazione le due non riescono a concludere, stanchissime le ragazze di Adriano Vaccari. Il ritmo imposto da Valdagno veramente fatto dei danni per questi attacchi che sicuramente con un po' più di lucidità avrebbero fruttato meglio. Andiamo a mettere in avanti le palle, 30 secondi e poi si va a riposo, dai. Cestonaro, Cerato, scarica per Rossetto, possono andare fino al termine. Le giocatrici di Davide Benetti, forti del 2-0
questo primo tempo a loro favore. Dalla distanza, attenzione, Cerato saggia le capacità di Teli, poi pasticcia qua la Cestonaro, poi la recupera in qualche modo. Mancano 3 secondi intanto, vediamo se andrà il tiro che non viene effettuato. Finisce qui il primo tempo con il Valdagno in vantaggio per 2-0 sul Roller Rock Scandiano grazie alle reti di Orsato e Cerato. Valdagno ha avuto tante occasioni, ha imposto un ritmo altissimo, Scandiano ha fatto un po' fatica, ha retto, il risultato è ancora abbordabile per le ragazze di Adriano Vaccari, che hanno avuto le loro grosse occasioni che però non hanno saputo sfruttare, quindi si va a riposo col Valdagno in vantaggio per 2-0.
Valdagnese che riprende a giocare. Ricordiamo il quintetto con in porta Teresa Parlato, le esterne, Rossetto in possesso di pallina, Bertinato, Rubega e Anna Orsato, autrice di uno dei due gol con cui Valdagno ha concluso il primo tempo sul 2-0, proprio le reti di Cerato e Orsato. Ora Teresa Messora va a caccia della palla su Anna Orsato, che ha difficoltà a liberarsene dopo un buon inizio anche di questo secondo tempo della squadra dell'allenatore e amico Davide Benetti. Tiro intanto del Rossetto, respinge con la gamba Alice Bartalini. Ricordiamo che è entrata in pista lei in questo secondo tempo. Scagnano attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, maglia rosso-blu. Diamo il quintetto anche scaglianese in porta. Attenzione, ora si libera la Bertinato, riesce a concludere, ma brava Alice Bartolini che è entrata bene in partita. Poi ancora Anna Orsato cerca la conclusione e finisce fuori. Quintetto, lo dicevamo, di Scandiano, speriamo di fare in tempo a finirlo. In porta Alice Bartalini, le esterne Teresa Messori in possesso di pallina, Alessia Villi, Ilaria Malagoli e Alicia De Stefano. Primo tempo che ha visto il Valdagno imporre un ritmo veramente asfissiante, veramente ha messo i puntini sulle i. E ora l'intervento ancora della Alice Bartalini che viene presa un pochino, ora bello stile, si libera Teresa Messora, Villa spazio, palla dentro per De Stefano che non riesce a concludere. Grossa occasione scandianese, e Scandiano ha avuto anche nel primo tempo di grossa occasione, meno rispetto al Valdagno che dicevamo ha imposto un ritmo altissimo e ha avuto veramente tante occasioni. Giorgia Teli, che era in porta nel primo tempo, è capitolata solamente 2 volte grazie alla sua bravura, ma anche a una compostezza della difesa rosso-blu. Attenzione, ora ferma il gioco perché va a vedere qualche problema per la Rossetto. Dicevamo appunto in questo primo tempo che è concluso 2-0 il Valdagno, che ha avuto sicuramente più occasioni, ma anche Scandiano ne ha avute delle grosse che non è riuscito a concludere. E in questa ripresa è iniziato praticamente come il primo tempo, con Valdagno sempre all'attacco, e però ha lasciato dei contropiedi, una cosa che fa, contropiedi che non sono state sfruttate dalle ragazze di Adriano Vaccari, almeno fino a questo momento, e per questo Valdagno è meritatamente in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Orsato e Cerato. Ricordiamo che questa stessa giornata si è giocato anche a Forte dei Marmi il Versilio Hockey Forte, che ha vinto per 3-1 contro la Rotalizzica Scandianese. Tanto gran numero di De Stefano che si destreggia molto bene, poi conclude debole in contropiede. Già Valdagno ci arriva su questa conclusione di Bertinato, ci arriva miracolosamente Alice Bartalini, poi la Villa spara fuori questa palla, non abbastanza, ancora Bertinato, non mollano veramente di 1 centimetro la giocatrice di Valdagno. Ricordiamo che Rotalizzica Scandianese quindi ha perso a Forte dei Marmi contro il Versilio Hockey Forte per 3-1 grazie alla tripletta della Alvarez, che si è un po' svegliata, si è portata a 7 reti in questo campionato. Vede la miglior marcatrice per il momento Rebecca Taccardi, intanto contropiede, come dicevamo, 2 contro 1. Malagoli cerca un tiro, finisce rasoterra piano. Alessia Villa poi protesta con l'arbitro e va alla conclusione. Intanto dall'altra parte Anna Orsato risponde sempre presente Alice Bartalini, poi Messora rischia di perdere palla, la perde. Anna Orsato è quella che ci crede di più e va alla conclusione. Ancora Bartalini, poi Scandiano deve registrarsi un po' in difesa. Vediamo Alicia De Stefano che è tornata un po' troppo blanda a dar manforte alle sue compagne. Valdagno è sempre lì, bisogna stare con la difesa molto attenta. Poi ci prova in maniera un po' poco ortodossa qua la Rossetto, che poi va ancora alla conclusione, ancora a respingere Bartalini. Molto lavoro per lei. Alla distanza prova Bertinato, qua la palla alta, nulla di fatto, va in contropiede addirittura con 3 contro 1, poi la sporca Rubega che ci arriva con la stecca, poi la De Stefano all'indietro per Villa, mantiene la palla per il momento, trova la De Stefano dall'altra parte che in qualche modo se la tiene, poi Messora va, tiene con la gamba, molto brava qua Teresa, qua è fallo. Anna Orsato lascia proseguire,
Fermi, ancora Messora che riesce quasi a entrare in area, è stata brava qua. L'ha orsato, poi 3 contro 2, attenzione, ci arriva con la gamba in questa conclusione a botta sicura di Rubega, ancora super Bartalini in questo caso. Rubega dietro porta, attenzione ai tagli, brava De Stefano ad accorgersi dell'arrivo della Rossetta, poi 2 contro 1 Malagoli per Messora, ancora attenta la difesa delle ragazze di Mister Benetti e spara in rete Rossetto da posizione centrale, poco fuori area. Sfrutta questo contropiede, l'ennesimo. Rossetto ce la fa e realizza la sua 4ª rete in campionato, la 3ª di questa partita, e porta a 3, appunto, come detto, le reti per l'Hockey Valdagno sul Roller Hockey Scandiano, 3-0 a 19-27 del termine. De Stefano protegge palla con Malagoli, poi va in contropiede Jolle Floriani, penetrata, vede bene la Bertinato che conclude botta sicura, ancora Bartalini dice di no, poi Bertinato converge al centro, cerca di recuperare palla, ce la fa in qualche modo Scandiano, qua la gamba Villa, bene, riesce a trovare per un attimo Malagoli, poi mantiene il possesso la squadra rosso-blu. Messora all'indietro per De Stefano, deve pattinare qua Lissa e perde palla, attenzione, va davanti a porta con una doppia conclusione, doppia parata di Bartalini, prima su Bertinato, poi su Floriani, poi ancora Rossetto, sta con lei Ilaria Malagoli, dietro per Jolle Floriani, fa vedere le sue leve, va in area, non se la sente di tirare, poi guadagna una posizione più consona per il tiro, spara fuori, ci prova Rossetto, palla finisce alta. Abbiamo capito cosa ha fischiato Fermi, ma non è stata deviata, ma assolutamente. E niente, palla, possesso fischiato Valdagno, un po' distratto è Fermi. All'indietro ora per Bertinato, cerca di incunearsi, non vi riesce. Dà la palla dietro porta per Rossetto che cerca il palo che adesso viene coperto da De Stefano, poi Marta Cerato, ma il numero 6 è entrata da poco per Floriani, si arresta, poi ha il suo da fare con la Messora che recupera una bella pallina, poi manda in avanti la Malagoli, non ci arriva, l'area Malagoli, recupera Bertinato. Gran pattinaggio di questa giocatrice, veramente, forse quella che pattina meglio di queste giocatrici presenti. Una velocità, cambio di ritmo molto, poi anche Cristiani le frenate fa molto bene, mantiene il possesso, tiene la gamba nel possesso, brava. Poi in questo caso si tiene la palla sulla balaustra, anche se non è vero, ha ragione forse qui Bertinato che non è d'accordo con Fermi. Villa contro Floriani, una cliente difficile, recupera palla Floriani, un po' con le cattive ma in maniera efficace, poi trova una gran parata da Bartalini, torna in avanti Scandiano, Villa spara un po' largo per Messore che si impegna per andare a recuperare palla, quando mancano 17 minuti al termine di questa partita, Valdagno in vantaggio per 3-0 sul Roller Hockey Scandiano. Malagoli non ce la fa con una mano a servire la lontana De Stefano a Marta Cerato, tiro di Marta Cerato, respinge ancora Bartalini che esce e copre un po' di luce questa palla, se deve andare in avanti, Messora che perde palla, attenzione, contropiede Cerato per Rossetto che ancora trova a Bartalini dall'altra parte, un 2 contro 1 gestito, deve essere gestito meglio qua, Stecca contro Stecca, non dice nulla ancora, Fermi, non li fischia, niente da fare. Villa, attenzione qua, possesso valdagnese ancora, intanto entra Chiara Daccò per Ilaria Malagoli, Floriani all'indietro per Orsato, scambia con Cerato, ancora Orsato, ora ha calato un attimo il ritmo la squadra di Benetti,
comunque ha impresso un 3-0 questo match, è in controllo, avuto anche a livello fisico ovviamente, ne ha di più di Scandiano, come si è visto anche nella partita di andata. Dalla distanza viene presa Alessia Villa, mal capitata in questa occasione. Messora cerca di sfuggire a Bertinato che recupera la palla, dà la palla a Floriani, attenzione a Floriani, tira fuori, palla tenisse alta, è stata disturbata qua in maniera efficace dalla difesa rossoblu di Floriani. Gran palla recuperata dalla Bertinato, veramente non molla di un centimetro. Chiara Daccò intanto è rientrata, viene cercata da De Stefano, arriva però di gran carriera Marta Cerato che in velocità va a recuperare anche la pallina, poi lotta con Chiara Daccò, alla meglio Scandiano che per un attimo recupera palla ma poi la riperde. Bertinato cerca di convergere sempre sul primo palo, poi finisce, Sarabbi confermi a Bertinato, poi stava lanciando un impropero veramente, dopo si è fermata, nulla di fatto. 15 minuti al termine di questa partita, De Stefano, Daccò per Messora, spalla alla porta, Messora si gira, riesce a recuperare per un attimo palla, poi va in contropiede da Floriani, palla dentro per la Orsato, nulla di fatto, ancora Scandiano si salva, Messora va davanti a porta, cerca da De Stefano, la trova, qualche difficoltà, poi Scandiano mantiene sempre il possesso, Daccò, De Stefano, Floriani ci mette la stecca ma non riesce a recuperare palla. Daccò, quando pronta Rebecca De Pietra a rientrare in pista, Daccò sulla linea di fondo a tenere ancora questa pallina, avvoltoio qua hanno Orsato, fallo Villa su Orsato, settimo fallo di squadra per la 8 rosso-blu, 7 falli di squadra per Scandiano, 5 ne ha Valdagno, punteggio che vede sempre Valdagno in vantaggio per 3-0 su Roller Hockey Scandiano. Questa poi palla alta, sì, giusto, questa decisione di Teo Fermi, scambia due chiacchiere con il nostro fotografo Alberto Bertolani, sempre presente con le sue bellissime foto, a documentare tutte le partite del roller hockey scandiano maschile e femminile. De Pietri che tocca la sua prima pallina di questo secondo tempo, cerca di andare alla conclusione, mano in contropiede, poi Cerato, la Orsato va a recuperare ancora la pallina, brava da qua a disturbarla, poi è sempre Orsato, steccata qua, chiede scusa, deve essere un fallo di squadra questo. Bartalini ora controlla la pallina, Marta Cerato per Orsato dietro porta, palla dentro per Cerato, ci arriva ancora una volta Bartalini, Floriani sempre al centro dell'area di rigore per Orsato, Cerato, scambiano le due, stanno lontanissime le altre due giocatrici per non permettere contropiedi, infatti adesso c'è un contropiede ma un 2 contro 2, Messora che ha spazio, tiro, palo interno della Messora, missile di Teresa, sfortunata, Scandiano meriterebbe il gol. Se ne va ora Marta Cerato in contropiede dall'altra parte, manca la cosa più importante, il passaggio in mezzo, poi col fisico Chiara Daccò cerca di andare in area, conclusione che viene sporcata, palla scandianese perché è stata deviata, crediamo, e time out chiesto da Benetti, sfortunata qua Teresa Messora, sfilata la sua quarta rete in questo campionato, mentre il punteggio è rimasto sul 3-0 a favore del Valdagno grazie alle reti di Orsato, Cerato e Rossetti.
12:51 da giocare ancora di questo secondo tempo, di questa partita. Ok Valdagno, per il momento Corsaro qui Valdagno per 3-0, qui a Scandiano per 3-0. Fallo di squadra, intanto il sesto per Valdagno, 7 ne ha Scandiano. Attenzione del vertice alto, De Pietri per Villa, un po' all'indietro questo passaggio, deve mandarla in avanti, così è per la De Pietri, che tiene palla, bene, va in avanti Rebecca, brava, cerca di andare a concludere, viene stoppata dalla sua compagna nazionale Orsato, va in avanti ora il Valdagno con la Rubega, palla dentro, brava Dacco, sempre a respingerla, ancora Valdagno, Bertinato, Orsato, scambiano le giocatrici Benetti, forti del vantaggio di 3-0 in questo ultimo quarto di partita. Bertinato, Orsato, fa sentire Adriano Vaccari le sue giocatrici, poi doppia conclusione di questa seconda finisce sul palo, la prima era stata respinta da Alice Bartalini. Finta il tiro ora Rossetto che cerca di convergere, va in area, si mette in proprio, ma trova un muro in Alice Bartolini, il suo capolinea anche in questa occasione. 11:39 ancora da giocare. Gol di Rubega che sfrutta questa palla 2, tiene la pallina e poi scarica in porta. Un missile che va a colpire la traversa e poi finisce dentro. Laura Rubega, quindi quarta rete per Valdagno, seconda rete per lei in questo campionato. Ora attenzione, subito Bertinato ruba palla, fischia l'arbitro poiché ha detto che ha toccato la palla quando c'era parte del corpo a terra. Io sono stato sorpreso, non ho visto, quindi Dacco per De Pietri, scarica su Messora che cerca un po' di portare in avanti la sua squadra, forse qua poteva essere fidato fallo alla Dacco, sport in avanti comunque il Valdagno per la regola del vantaggio. Bertinato, attenzione Bertinato, alto, non inquadra la porta qua. Scandiano deve resistere e giocare fino alla fine, anche se la squadra è molto stanca, lo sappiamo, ma ora l'obiettivo è non permettere a Valdagno di dilagare. Ora De Pietri, tutta questa situazione, cerca di andare al tiro, non vi riesce. Va avanti Orsato. Per la Bertinato. Scambia con la Cerato, sempre Orsato, si scalda anche Eva Cailotto, vediamo che probabilmente entrerà a far parte di questa contesa. Rubega dietro porta, Orsato per Bertinato, cerca di andare in proprio Bertinato, palla dentro, attenzione, colpisce la palla Bartalini, poi rimane lì, non riesce Rubega, ma riesce ora a prendere la palla, poi il tiro al volo della Bertinato, doppia conclusione, finisce fuori. La prima è stata brava Alice Bartalini, che sta veramente limitando il passivo in questo secondo tempo, quando mancano ancora 10 minuti di partita. Attenzione, bella palla di Anna Orsato per Marta Ceraldo, qua vale molto l'assist, poi Marta Ceraldo è stata molto brava a piazzare questo accompagnato con il cosiddetto di polso che ha consentito alla sua doppietta di portarsi a 6 gol in questo campionato, ma di portare Valdagno sul 5-0 su Scandiano.
10:01 al termine, Valdagno 5, Scandiano 0, ricordiamo le marcature, doppietta di Marta Cerato e le reti di Rubega, Rossetto e Orsato, quindi Cerato che si porta a 6, classifica dei marcatori, questo campionato per Scandiano. Intanto è entrata Stella Rossato per il posto di Teresa Parlato in porta, facente parte anche Stella Rossato della nazionale Under 17 anche lei. Parte Messora, allora viene tallonata da 4 giocatrici, qua c'è fallo, va in avanti sempre Messora, qua c'è un fallo grande come una casa, fermi, non andiamo d'accordo stasera. Scadono in 5 secondi intanto per il possesso delle giocatrici maglia rosso-blu, protesta un po' la panchina scandianese per queste non decisioni di Fermi. In questo caso Messora è stata un po' braccata. Cailotto intanto è entrata anche lei, maglia numero 15, Cerato va dentro, si scontra con Malagoli che prova a stare con lei. Rossetto, Marta Cerato, ancora Cailotto. 9 minuti ancora in questa partita, Scandiano sotto di 5 gol, Valdagno 5, Scandiano 0, Valdagno obiettivamente l'unica formazione che può un po' solleticare Matera, perché Matera le vincerà probabilmente tutte senza neanche fare troppa fatica. Ricordiamo che comunque Valdagno è andato in finale di Coppa Italia e ha partecipato alla Supercoppa, non ha realizzato neanche una rete in 2 partite contro Matera. Matera è veramente fuori portata, si sta comportando molto bene anche in Champions, perfettamente in corsa, una macchina da guerra, ovviamente la squadra tra Pamela Lappolla, Roberta Tarrida, Francesca Maniero, Taccardi, capocannoniere di questo campionato. Taccardi sta facendo veramente molto bene, l'abbiamo visto anche qui a Scandiano. Torniamo a parlare di questa partita, 8:35 ancora da giocare, Matera che oggi riposa. L'altra partita, ricordiamo, Versilia Hockey Forte che ha vinto in casa contro la rotolistica scandianese per 3-1, si è portata appunto a 4 punti, poiché comunque il Forte dei Marmi ha ottenuto un pareggio contro Valdagno. Poi lascia giocare qua Fermi, Messora va dentro porta, cerca di andare dentro area, cerca di concludere, brava qua l'estremo difensore valdagnese, poi in questo caso la Stella Rossato, poi mette la palla dentro Messora, non ce la fa Rebecca De Pietri a concludere, ancora Messora, un po' con l'orgoglio, anche un po' con la tecnica, comunque è andata dentro Scandiano, però vediamo ancora veramente una condizione atletica invidiabile delle giocatrici di Valdagno che stanno correndo come se fosse il primo minuto. Cailotto per Orsato, ancora Cailotto dietro porta, scarica sulla compagna, in fattispecie Marta Cerato, all'indietro per Rossetto, tiro di Rossetto finisce fuori dal vantaggio Fermi, Dacco, possesso di pallina per Messora, Malagoli, lato sinistro, ha cercato De Pietri che era un po' dietro alla Cerato, poi prima di arrivare è Chiara Dacco su questa pallina, vagante, proprio lei, andare avanti la sua squadra, troppo corta questa pallina, va Orsato, respinge Bartalini, ancora Orsato, per Rossetto. Lato destro, cerca la palla dentro, la palla che non entra per un niente, rischiato l'autogol qua Chiara Dacco l'ha colpita, poi ci è arrivata un colpo di reni la Bartalini, direi di no, tanto uscita Cerato, è rientrata la Rubega, sempre Dacco, manda in avanti la Teresa Messora per De Pietri, ancora Messora, si libera la Messora qua,
un po' con le cattive, viene contrastata, nulla di fatto, parte in contropiede con la Rossetto, palla dentro, è lì che l'aspetta, Dacco poi perde palla, Rubega cerca ma non trova una compagna, va in contropiede Scandiano con Malagoli, però è già lì Rubega che lotta e riconquista palla, 6 minuti ancora da giocare, Rubega perde palla, Messora della Sofia va in contropiede 2 contro 2, Messora cerca uno spazio per il tiro, trova i pattini di Anna Orsato che gli si mette davanti, poi va a caccia della palla senza successo, Rossetto ha spazio, va in avanti, cerca di entrare in area, ma la gol glielo impedisce. Quando si prepara Camilla Pagliani a entrare in pista questi ultimi minuti di partita, avrà a disposizione sui 5 minuti effettivi dare il suo contributo. Orsato da dietro porta, all'indietro per Laura Rubega, palla dentro, attenzione per Orsato, viene stoppata dalle giocatrici in maglia rosso-blu. Settima giornata vedrà impegnati il 2 di marzo Roller Rocca Scandiano andrà a Matera contro la Decom Roller Matera. Intanto entra Camilla Pagliani con la maglia numero 6, l'abbiamo detto, mentre il 3 di marzo l'Hockey Valdagno giocherà contro il Versilia Hockey Forte e riposerà la rotellistica scandianese. Ludovica Rossetto intanto cerca di liberarsi di questa pallina, all'indietro per Orsato, Rubega, Sofia palla, Messora stesa da Rubega, cartellino blu e tiro diretto a disposizione per le ragazze di Landon Vaccari. Qui palla persa, rimpallo, agganciata, nulla da dire, bravo Fermi, era lì poi, l'ha visto, cartellino blu Laura Rubega, quindi a 4:42 Messora che segue i consigli di Giorgia Telli dalla panchina, vediamo se lo avrà consigliato bene e soprattutto ci sarà l'esecuzione per rendere meno amaro un po' questo punteggio, perché Scandiano se lo merita il gol. Teresa Messora contro Stella Rossato. Va Teresa Messora, gancio, dice di no 2 volte. Stella Rossato, nulla di fatto, al power play Scandiano, quindi ha superiorità numerica per 2 minuti. Va il tiro 2 volte da rigore, credo, no, è stata forse estesa. Ora la palla lì, fermi, sto cercando di capire, punizione dal limite. Stella Rossato è stato molto bravo qua a respingere queste 2 conclusioni di Messora, le ha impedito il 4º gol personale in questo campionato. A 4:20 del termine, Scandiano ancora la superiorità numerica. Dacco, tiro finisce su Cailotto, ancora la Dacco che impensierisce ancora una volta Stella Rossato, un duello infinito nell'ultimo minuto. Ora palla 2, palla è rimasta lì sotto le gambe della 65 valdagnese. Pagliani cerca di contendere questa palla a Orsato senza successo. Va la Rossetto, Ludovica Rossetto fermata bene da Rebecca De Pietri in questo 3 contro 2. Attenzione a Rebecca De Pietri, chiama in causa la Dacco. Ancora De Pietri, 3,50, cerca il tiro di De Pietri, Rossato manda in porta Anna Orsato che trova Bartalini, una gran parata ancora in questo caso, salvato ancora la porta, dice Bartalini, poi Pagliani scarica su, Dacco cerca il tiro, cerca più che altro Messora davanti a porta che non riesce a recuperare questa pallina. Rossetto, ora Ludovica Rossetto all'indietro per Anna Orsato,
numero 77 valdagnese, si libera di De Pietri, cerca per un momento la Rossetto, poi non riesce a servire perché è controllata, 3 minuti in inferiorità numerica, chiede un po' di andare in pressing, Vaccari in questi ultimi minuti di superiorità, la Cailotto tiene la palla sulla balaustra, poi va in avanti Scandiano con Messora insieme a Pagliari, c'è lo spazio per il tiro, lo effettua, ancora Stella Rossato direi di no, poi entra Floriani per ristabilire la parità numerica, 2.37 dal termine, va subito a soffiare palla a Rebecca De Pietri, poi gliela ruba a sua volta lei con maglia numero 5 rosso-blu, poi tutta la palla troppo in avanti, Cailotto, 2.20 da giocare ancora, Floriani per Cailotto, non riesce a tirare, palla scaricata a Rossetto, Rossetto cerca un alzo e schiaccia, trova il corpo della Daccò che riparte in contropiede, Chiara Daccò, zingarata un po', lotta con la Messora e tiene la palla, finisce alla Pagliani per la De Pietri che va in avanti, protegge palla De Pietri, poi la perde, va in avanti Cestonaro che intanto è rientrata in questi ultimi minuti, Cestonaro va in avanti, trova ancora una pronta Alice Bartalini, Messora 1.38, vediamo se Scandiano riuscirà a realizzare almeno una rete, sempre 5-0 per Valdagno, Pagliani a contendere questa pallina con la Cestonaro, di fatto Cestonaro riparte, cerca una conclusione, respinta ancora dalla difesa scandianese, va in avanti ancora Scandiano con la Messora, lotta con la Floriani a 1 minuto e 10 dal termine, ancora la Messora, attenzione in cerca di dominare l'area, non riesce, poi Alessia Ville che è rientrata, non trova nessuno dentro l'area, va in propria, attenzione per Pagliani che non riesce nella conclusione a 1 minuto esatto dal termine, ancora Scandiano, Messora, finita di corpo sulla Cestonaro, Messora per Pagliani che non riesce a tenere questa palla, tanto è iniziato l'ultimo minuto questa partita che vede meritatamente Valdagno vincere, ha avuto solo qualche, attenzione, le ultime conclusioni, cercano di far segnare la Cailotto, non riescono, 30 secondi, un tempo che si è concluso con Valdagno avanti 2-0, una partita giocata sicuramente in maniera superiore, anche Scandiano ha avuto le sue grosse occasioni che però non è saputo sfruttare, quindi il secondo tempo è iniziato in maniera molto più agevole e appunto Valdagno porta a termine questa partita con una vittoria, 3 punti importanti che la portano a 10 punti in classifica. Intanto vediamo Rossetto che tira, prende una traversa interna, non riesce a segnare in questi ultimi secondi, finisce qui, dicevamo Valdagno che va a 10, si porta in seconda, consolida la seconda posizione alle spalle del Matera, vince questa partita per 5-0 dopo un primo tempo un po' più in difficoltà contro Scandiano che fino a che il fisico ha tenuto, è chiaro che non ha le rotazioni come il Valdagno e quindi dopo a livello atletico che già da subito si era vista una certa differenza, al secondo tempo poi si è ampliata questa situazione. Ricordiamo le reti di Valdagno, doppietta per Marta Cerato e rete di Laura Rubega, Ludovica Rossetto e Anna Orsato, è tutto da Sandra Rainieri, ringraziamo Alessandra alle riprese e Fabio in regia. E prossimo impegno la 7ª giornata 2 marzo, lo ricordiamo, Roller Hockey Scandiano che andrà dalla casa del capolista Decon Roller Matera il 3 di marzo, si giocherà Hockey Valdagno Versilia Hockey Forte. È tutto da Sandro Rainieri, appuntamento alla prossima impegni casalinghi del Roller Hockey Scandiano.